Dunque, quelli del classico ci sono, chi non lo sapete come si dice Sedano, non mi ricordo, qualcuno lo sa? Vabbè, lo scriverò in caratteri latini perché sennò non lo capiscono tutti. Dunque, questo termine greco significa sedano, da cui deriva anche il nome della città di Selinunte, perché quando l'hanno fondata nel 600 a.C. hanno trovato campi di sedano, è venuta la fantasia di chiamarla Selinunte. Se voi mettete prima il genitivo del sostantivo pietra, lo metto in greco, pietra, sarebbe praticamente il sedero della pietra, che non è altro che il sedero selvatico, che sarebbe il prezzemolo, perché il sedero selvatico sarebbe il prezzemolo. In latino questo termine è latinizzato da prima il vecchio ed è attestato nella forma di Petroselinum petroselini, che sarebbe il prezzemolo, un po' resino. No, è vero.